Buongiorno a tutte e a tutti, oggi 27 novembre siamo qui ad un altro incontro del ciclo Così diversi, così uguali. L'ospite di oggi è il professor Francesco Pitassio che ci parlerà, ci darà un punto di vista particolare. Il titolo già del suo intervento è simpatico e incuriosisce, diverso da chi, sguardi, colori e altri generi di differenti qualità cinematografiche, perché il professor Francesco Pitassio è professore ordinario di cinema, fotografia e televisione. Vi voglio anche ricordare, perché usiamo presentare i nostri ospiti, che il professor Pitassio è il delegato alla ricerca del DIUM, e quindi il Dipartimento di Studi Umanistici, e in questo momento è anche Principal Investigator del PRIN 2017, quindi ha ottenuto il finanziamento a un progetto di ricerca nazionale che noi appunto come acronimo chiamiamo PRIN. Lo dico perché non ci seguono, Francesco, soltanto persone dell'università, ma visto che questa ripresa, questo talk andrà su Play Uniud, ci può seguire chiunque, quindi è giusto che chiunque sappia che cos'è il PRIN, perché noi siamo abituati all'università a questi terribili acronimi. E poi voglio anche ricordarvi che il professor Pitassio ha vinto nel 2004 il premio Limina per il miglior libro di studi sul cinema. E inoltre che dirige delle collane, delle riviste, tra cui una collana che riguarda l'Est, quindi Eastern European Screen Cultures. E poi è molto esperto e appassionato anche di cinema dei paesi dell'Est, in particolare della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Adesso io direi, Francesco, che ti passo la parola, quindi noi tutti chiudiamo i microfoni e anche le telecamere, così mettiamo in evidenza il tuo talk e poi ci ritroviamo alla fine del tuo talk per le domande e per alcune considerazioni, in modo da poi chiudere con un annuncio di un altro talk che seguirà la prossima settimana. Quindi a te la parola. Grazie molte Valeria, grazie davvero per l'introduzione. So che mi hai esotizzato perché ogni volta che si nomina il mio interesse o il mio ambito di ricerca sull'Europa appunto centro-orientale, immediatamente mi ammanto di un'aura a metà tra il polveroso funzionario del partito comunista degli anni 50 e un oggetto un po' strano, trafficante di armi, non so bene cosa. Comunque sì, in realtà la questione del PRIN hai fatto benissimo a ricordarla, perché il progetto di ricerca di interesse nazionale 2017 che è stato finanziato riguarda proprio la questione dell'attorialità nel sistema dei media italiani contemporanei. Spiega un pochino la ragione per cui l'ultima parte di questa presentazione, di questa sintetica presentazione, si focalizzerà su un caso particolare. Visto che sono 20 minuti e che io tendo a parlare veloce, ma credo di aver fatto troppe slide, inizio immediatamente. Allora, volevo partire da una cosa abbastanza all'ordine del giorno. Come sappiamo, si sono appena concluse le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti d'America e un quotidiano nazionale immediato a ridosso ha titolato la carica alla vicepresidenza Kamala Harris come la vice mulatta ha già rubato la scena a Biden. Che cosa mi interessava indicare di questo titolo, che è stato largamente dibattuto, così come un recente articolo sulla vicenda dello stupro per cui è imputato l'imprenditore genovese? Sostanzialmente che una figura politica e una figura del sistema giudiziario statunitense di particolare rilievo, di particolare pregio, è stata in qualche misura derubricata come individuo, come soggettività, e ridotta a che cosa? A due caratteristiche, diciamo, fortemente generiche, ovvero sia il genere sessuale, la donna appunto, e una sua condizione presuntamente razziale, il fatto che sia mulatta. Ora, al di là del rilievo scientifico della nozione di razza, che penso sia stato già largamente decostruito dagli interventi che mi hanno preceduto, da quelli che succederanno, quello che volevo mettere in luce è come viene in qualche modo costruita la differenza. Sostanzialmente
anziché lavorando sulla dimensione dell'individualità, dell'umanità o della competenza professionale che sono specifiche di una persona, riducendo queste caratteristiche a delle categorie molto più ampie che in qualche misura ne annichiliscono la specificità. Quali sono le strategie di contrasto per questo tipo di cose? Mi riferisco in questo caso alla questione dall'ambito strettamente cinematografico. In qualche misura sono due strategie antitetiche e che sono anch'esse all'ordine del giorno, proprio perché la questione, anche per quanto riguarda il sistema mediatico, è fortemente cogente. Da un lato un principio che potremmo definire di indefinizione, ovvero sia per non utilizzare delle categorie prefissate, precostituite, che riducono la specificità e la qualità dell'apporto individuale a delle appunto forme che ne prescrivono in qualche misura un'identità prefissata, si procede per indefinizione. È quello che vedete nell'immagine a destra, Berlinale Preis nicht mehr nach Geschlecht trennen, cioè i premi non saranno più attribuiti sulla base dell'identità sessuale. È l'annuncio del Festival di Berlino che, come tutti i grandi eventi festivalieri dall'inizio degli anni 30, dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che fu il primo evento festivaliero, attribuiscono i premi alle migliori interpretazioni sulla base della categoria del miglior attore e della miglior attrice. Ma evidentemente questa differenza sessuale lascia fuori tutta una serie di possibili ulteriori identità che sono largamente dibattute anche in ambito linguistico, e conseguentemente la Berlinale ha optato per attribuire un premio genericamente alla miglior interpretazione, a prescindere da quella che dovrebbe essere una presunta identità biologica. L'altra scelta invece assolutamente antitetica è quella recentemente annunciata dall'Academy Award statunitense, che prescrive l'attribuzione dei premi, e segnatamente quelli per il miglior film, al fatto che ciascuna iniziativa produttiva contemperi al proprio interno un'adeguata rappresentazione e rappresentanza, sia sul piano, diciamo così, della costruzione narrativa, sia sul piano delle maestranze impiegate, sia sul piano del lato visivo, della pluralità identitaria, segnatamente delle varie minoranze etnico-linguistiche all'interno del melting pot statunitense, e una uguale perequazione in termini di genere. Come vedete siamo di fatto dinanzi a una alternativa abbastanza radicale, ma che ha a cuore esattamente lo stesso problema, cioè come evitare che una certa prospettiva dominante principio esclusivo per realtà che fanno parte invece della nostra esperienza. In realtà la differenza si costruisce sulla base degli stereotipi, e prima di parlare degli stereotipi vi volevo far vedere una brevissima sequenza. Bingo. Asians. You can't be serious. Never get behind people dressed. Never seen a stroller collapse in less than 20 minutes. Old people are worse. Their bodies are littered with hidden metal, and they never seem to appreciate how little time they have left on Earth. There you go. 5 words, randomly selected for additional screening. Asians. They pack light, travel efficiently, and they got a thing for slip-on shoes. God love them. That's racist. Unlike my mother, I stereotype. It's faster. Allora, quello che questo breve frammento di un film del 2009 interpretato da George Clooney ci suggerisce è come funzionano gli stereotipi. Il film appunto narra della vicenda di un tagliatore di test nel sistema appunto dell'impiego statunitense, che viaggia continuamente sugli aerei e porta dietro la sua assistente, e lui dice, entrando in aeroporto: bingo, asiatici. E lei dice: ma non puoi dirlo seriamente, è razzista questo. E lui illustra una casistica di stereotipi. Una famiglia con bambino non ha mai visto che gli si chiudesse il passeggino prima di 20 minuti. Una serie di delle persone anziane che hanno il corpo a suo dire
imbottito di ferraglia che suona costantemente negli scanner per l'ingresso all'aeroporto, un gruppo di medio orientali che dice questo è un acronimo, sono le persone selezionate casualmente per approfondimenti di controlli aeroportuali, e infine gli asiatici che viaggiano essenzialmente e hanno sempre delle scarpe senza lacci che si sfilano rapidamente. Allora, questo che lei gli dice, ma questa è razzista, ribadisce, lui gli dice, ma io sono come mia madre, uso gli stereotipi perché sono più rapidi. Ecco, gli stereotipi hanno questa funzione, secondo la celebre definizione del giornalista Walter Lippmann, conferiscono un ordine alla realtà, danno una scorciatoia descrittiva, si riferiscono in qualche modo alla nostra esperienza del mondo, ma soprattutto esprimono, e questa è la questione cruciale, il sistema di valori di una comunità che li origina. Quali sono i due problemi degli stereotipi? Che in qualche modo assolutizzano quello che descrivono e non tengono conto delle specificità individuali, come dicevamo poc'anzi, e nel caso delle rappresentazioni cinematografiche e fotografiche in qualche modo naturalizzano quella che invece è un'operazione culturale, come se veramente fosse così in natura, e in secondo luogo che confermano e consolidano delle strutture di potere di un insieme sociale. Evidentemente nel caso di Up in the Air, il punto di vista di un uomo bianco di mezza età che pone il lavoro sopra ogni altra cosa, all'interno di un sistema culturale come quello statunitense, in cui appunto l'idea del successo individuale, della rincorsa della felicità sono cruciali. Qual è il problema per quanto riguarda appunto la cultura visuale che sulla questione della naturalizzazione si preoccupa? Che bisogna decodificare il senso delle immagini. Questa è una sequenza, la sequenza conclusiva di Dumbo, uno dei più celebri film di animazione, in cui i corvi in qualche modo soccorrono l'elefantino dopo la sua ubriacatura alla fine appunto di un'altra sequenza, con il famoso sogno incubo con tutti gli elefanti che scorrono. Ora, quella che sembra un'immagine assolutamente innocente di un gruppo di corvi, in realtà, dato che il loro capogruppo si chiama Jim Crow, allude invece a un certo tipo di rappresentazione della minoranza afroamericana che appunto viene ridotta a un gruppo di uccellacci che in qualche misura sono ambigui moralmente, che passano il tempo a cantare canzoni ritmiche rispetto alle quali l'elefantino è in qualche modo disorientato. Ora, anche nella produzione più innocente, molto spesso la cultura visiva o visuale che dir si voglia ribadisce degli stereotipi e conseguentemente ci conforma la nostra visione del mondo. Quali sono i livelli? Questo è un altro, sono i tre porcellini sempre di Disney, nella sua prima versione del 32, in cui il lupo cattivo, come vedete, si traveste da commerciante ebreo, e questa è la versione del 48, dopo la seconda guerra mondiale, che edulcora o in qualche modo rivede questa immagine. Quali sono i tre livelli con cui il cinema definisce gli stereotipi, la razza e il genere? L'iconografia, la struttura narrativa e la costruzione del discorso. Che cosa intendo dire con questo? Che in qualche modo sul piano iconografico noi associamo delle rappresentazioni di razza, genere o orientamento sessuale con degli elementi del campo visivo, siano questi oggetti, abbigliamento, paesaggio e spazio, tratti cromatici e via dicendo. Per esempio, questo è sopra vedete Anna Magnani in Vulcano, una produzione italo-hollywoodiana in cui l'attrice italiana è associata con l'idea di una mediterraneità, procacità e esplosione sensuale, letteralmente, che era come la descrivevano i quotidiani o i periodici statunitensi dell'epoca. Si parlava appunto di eruzione affettiva o emotiva nel caso della recitazione della Magnani, e qua è ovviamente John Wayne che viene caratterizzato invece con l'idea della conquista del West, dell'aspro paesaggio statunitense, in qualche modo come una potenza civilizzatrice e virile che ha il compito di sottomettere e riportare alla civiltà una terra incolta. Sul piano della narrazione invece che cosa fanno i film? In qualche modo associano una rappresentazione di razza, genere o di orientamento sessuale con determinate funzioni narrative, cioè con che cosa quel soggetto che è caratterizzato razzialmente o in termini di genere sessuale compie all'interno dell'universo narrativo, e se lo compie a fine di bene o a fine di male. Questo significa anche però allo stesso tempo che all'interno di un sistema narrativo diciamo così, i personaggi si costruiscono per differenza.
Vi faccio un esempio, questo è uno dei più celebri e infami film della storia del cinema, La nascita di una nazione di David Ward Griffith del 1915, che narra della guerra di secessione statunitense. Abbiamo 3 tipologie razziali di personaggi. Ci sono i bianchi che, indipendentemente dal fatto che siano nordisti o sudisti, sono buoni in qualche misura, combattono e si battono per il miglioramento complessivo degli Stati Uniti. Ma una delle 2 famiglie bianche del film è in realtà irretita da chi? Da questi personaggi che sono dei mulatti, sono in qualche modo l'esito dell'ibridazione razziale. E infine ci sono gli afroamericani. Gli afroamericani sono a loro volta irretiti dai mulatti, sono in qualche misura indirizzati e i loro istinti bestiali utilizzati politicamente dai mulatti che hanno delle ambizioni di ascesa sociale. In che senso? Che appunto i neri hanno il compito di vilipendere le istituzioni civili americane e sostanzialmente di stuprare le donne bianche, come in una delle più famose sequenze del film, i mulatti di prendere il potere e ugualmente abusare sessualmente dei bianchi, viceversa i bianchi, come in questa sequenza celeberrima, lottano per il bene dell'America e alla fine della fiera costituiscono Ku Klux Klan per liberare gli Stati Uniti dal rischio di ibridazione razziale. Una volta che gli afroamericani saranno riportati al loro posto e i mulatti eliminati, e quindi l'idea della sovrapposizione tra le razze fugata, tutto andrà per il meglio. Infine c'è la questione di come funziona il discorso, cioè all'interno di un film chi fa delle cose e chi in qualche modo ha il potere di acquisire informazioni attraverso lo sguardo o attraverso la costruzione del racconto. Vi faccio un esempio. Nella Hollywood classica sostanzialmente il potere di guardare e il potere di fare le cose è sempre associato alle figure maschili, alle figure virili. Viceversa, le donne sono prevalentemente legate alla dimensione emotiva e alla dimensione dello spettacolo del proprio corpo. Questo è uno dei film poi più celebri della commedia classica hollywoodiana, Qualcuno piace caldo, in cui Tony Curtis, benché vestito da donna e quindi costruendo la propria identità sessuale in modo ambiguo, in realtà mantiene virilmente il proprio ruolo di osservatore dello spettacolo che Marilyn Monroe dà di sé. Questo tipo di costruzione però, e questa è la cosa fondamentale, ovvero sia stereotipi, iconografia, forme narrative e discorsi non sono sostanze eterne e immutabili, ma si trasformano nel corso del tempo e sono soggette a variazioni in base alle tipologie culturali in cui insorgono. Detto diversamente, e ne parlavamo scherzando con la professoressa Filì questa settimana, tra il modello di Cenerentola, che ha in qualche modo una rivalità sororale e contemporaneamente ambisce senza sostanzialmente, come dire, a veder premiato la propria dedizione al focolare domestico attraverso il riconoscimento della propria virtù da parte di un principe, e il modello di Elsa in Frozen, che è l'idea di una donna manager in qualche modo, che deve gestire il potere, che rinuncia all'amore rispetto a questa gestione, e sua sorella che in qualche minuto, teniamo conto che Frozen è stato un successo planetario dal punto di vista degli incassi, e la sorella minore che viceversa rinuncia al principe e per rincorrere il vero amore, possiamo veramente misurare la differenza enorme in termini di rappresentazione di genere che è maturata nel giro di pochi decenni. Qua ci sono vari altri esempi in cui questa è quella che si definisce la final girl, che è un tipo di rappresentazione femminile che è maturata soprattutto all'interno del cinema horror tra gli anni 70 e gli anni 80, in cui la donna prende in qualche misura le redini e come anche il capitano Ripley in Alien riesce a controbattere la minaccia del mostruoso e attraverso una serie di azioni qualificate vincere. E contemporaneamente, se pensiamo al modello degli action heroes degli anni 80-90, Stallone, Schwarzenegger, Steven Seagal, l'esibizione del corpo come spettacolo va associata alla diciamo così, capacità di compiere delle azioni che trasformano positivamente il mondo. Quindi quello che dicevo prima, facciamo attenzione perché è soggetto a variazioni. Come funziona il cinema italiano contemporaneo? Siamo dinanzi a un sistema con un divismo tendenzialmente debole, in cui il divismo femminile è estremamente limitato. Questa è una delle serie, come sappiamo, di maggior successo dell'Italia contemporanea, Suburra, che è una coproduzione Netflix Rai,
in cui, come vedete, il sistema dei personaggi è largamente dominato dalle figure maschili, in cui la differenza razziale è tendenzialmente largamente sottorappresentata rispetto ad altri cinema nazionali, penso alla Francia, penso alla Germania, penso ovviamente agli Stati Uniti, e in cui predomina il legame omosociale virile, cioè se abbiamo una pluralità di figure, i legami sono sempre tra uomini e realizzano la bontà della conduzione narrativa attraverso questa solidarietà reciproca, e in cui la mascolinità è sempre in crisi. Non abbiamo figure eroiche in senso pieno, ma abbiamo sempre figure in cerca di una propria realizzazione, rispetto alle quali le figure femminili hanno una funzione esclusivamente compensativa o complementare. L'esempio che volevo portare, anche per concludere un pochino più lievemente, è quello di Zalone. Come sappiamo, Zalone è stato un successo eccezionale e quindi è in qualche modo indicativo dell'apprezzamento e dell'orientamento del gusto diffuso degli italiani. 3 produzioni sono tra i primi 10 incassi del decennio 2010-2020, rispettivamente quarto, terzo e secondo incasso del decennio, Che bella giornata, Sulle catinelle e Quo Vado, l'ultima produzione del primo incasso del 2020, Tolo Tolo, e conseguentemente Checco Zalone, che ci piaccia o meno, ha una funzione cruciale nella determinazione dello stato di salute della produzione cinematografica nazionale, perché ovviamente attraverso la capacità di generare incassi, in prima istanza produttivo, ma attraverso un sistema di prelievo sulla bigliettazione garantisce anche i fondi per la produzione d'autore e via dicendo. Che lavoro fanno i film di Checco Zalone? Questa è una cosa abbastanza interessante. Secondo me normalizzano la differenza. Da un lato questa è l'eccezionale qualità dei suoi film, perché teniamo conto che i film di Checco Zalone sono tra i pochi film italiani che trattano il mondo del lavoro salariato. In seconda istanza offrono costantemente una rappresentazione delle difficoltà dell'italiano medio alle prese per esempio con la grande finanza, alle prese con la trasformazione del mercato del lavoro, alle prese con il confronto interreligioso. Allo stesso tempo però queste differenze vengono regolarmente reinglobate o sistematizzate o normalizzate dal predominio del suo personaggio, che è quello di un italiano in qualche misura di chiaro orientamento eterosessuale, che in qualche modo deve riportare a una condizione di normalità, intesa come semplicemente accettazione, ma sotto la sua egida, le varie differenze che albergano all'interno del nostro sistema sociale e antropologico. È celeberrima la canzone di Caro dalle nubi, Gli uomini sessuali, però come vedete il personaggio del cugino e del fidanzato del cugino del primo film di Checco Zalone sono caratterizzati in qualche misura con un privilegio accordato alla bellezza fisica, alla cura del corpo, a una fragilità emotiva, identificati con delle professioni in qualche modo, diciamo così, un po' ricercate, no? Personal trainer nell'ambito della moda e via dicendo, sono in qualche misura ridotti appunto a uno stereotipo che conferma che in qualche misura il dominio prevalente all'interno della nostra cultura è quello del italiano medio che si arrangia e che è eterosessuale, che vede queste stramberie come appunto qualcosa di anomalo. Inoltre la mascolinità media di Checco Zalone viene sempre opposta per esempio al mondo della finanza, come in Sole a catinelle, un ambiente in qualche misura che esclude il buonsenso dell'italiano medio, al mondo della politica ugualmente, Checco Zalone ha un successo politico ma per puro caso, o al mondo della cultura. Sempre in Cado dalle nubi lui si innamora di una ragazza che sostanzialmente è a metà tra no global e impegno del cattolicesimo civile nell'abbazia di Morimondo alla periferia occidentale di Milano, e si confronta con il padre che invece è un leghista arrabbiato. Alla fine però li normalizza riportandoli nella propria esperienza quotidiana, che è quella della cittadina appunto dell'entroterra pugliese in cui si conclude il film. Questo significa anche che in qualche misura Checco Zalone promuove un
che è maschile, virile ed è che è quello centrale nella rappresentazione nazionale, che si confronta di volta in volta con la differenza, con l'anomalia sul piano narrativo e sul piano rappresentativo e le riporta a questa sorta di grado zero di normalità dell'umanità secondo Zalone. Per esempio, che Zalone regolarmente si confronta con delle ragazze, lui solitamente, molto spesso le narrazioni cominciano con lui che si separa dalla compagna che appartiene alla sua cultura e terra di origine e incontra in qualche misura l'esotismo, la differenza. In Cado dalle nubi appunto questa ragazza lombarda e a vocazione no global che è erroneamente innamorata di un professore universitario quando in realtà dovrebbe amare l'italiano medio. In Cado dalle nubi con questa ragazza Farah che è di origine magrebina, ma lui capisce male, dice madre bina, ma vabbè, non lo trova sul dizionario Zanichelli, che allo stesso tempo però guarda caso è anche una terrorista islamica che solamente grazie alla eccezionale bontà e amore che promana dalla figura di Checco Zalone comprende che la violenza del conflitto religioso è una strada sbagliata. Sole a Catinelle si incontra con questa ragazza invece di origine francese che è nel mondo dell'alta finanza ma che alla fine salva il mondo del lavoro italiano salariato unicamente sempre in ragione del contatto con l'italiano medio, e in Quo Vado con questa zoologa che lavora in una missione italiana a Capo Nord ma che ha avuto figli sostanzialmente con compagni africani, norvegesi, adesso non mi ricordo, asiatici e via dicendo. Come dire, l'idea che in qualche misura questa femminilità è sempre associata con uno spazio altro che lui riesce a riportare a sé. Si confronta con una differenza religiosa che però è molto stereotipata, c'è questa sequenza molto bella all'inizio a metà di Quo Vado in cui lui pranza con i figli di questa nuova compagna, ciascuno ha un menù differente in base al suo credo religioso e alla fine dice fatto tutto il giro tra il musulmano e non mi ricordo l'indù lato, dice grazie a Dio. E infine appunto la rappresentazione della differenza razziale che è sempre in qualche modo marginalizzata, stereotipata o esotizzata. Qua sono gli africani che lo prendono, una tribù sostanzialmente di cannibali africani che lo cattura e a cui lui racconta tutta la sua vicenda precedente. In base a quello che lui racconta decideranno se mangiarlo oppure no. Ma se pensiamo anche in Cado dalle nubi, il suo amico è un ragazzo di origine africana che passa il tempo a mangiare continuamente, a guardare la televisione, l'unica caratterizzazione razziale. Queste cose in qualche misura i film di Zalone le tengono vicino a sé, le tengono in qualche modo, vi si confrontano, ma solamente per ripristinare il predominio, l'egemonia del maschio bianco di mezza età che caratterizzerebbe l'identità nazionale. Non a caso appunto in Tolo, il suo film poi in qualche modo anche più controverso, la sequenza finale di animazione vede che Zalone è vestito come per un safari o come un soldato coloniale, a proposito di stereotipi iconografici, che promette ai bambini africani di portargli 100 kg di permessi di soggiorno. Alla fine appunto tutto quanto, il luogo dove tutto si normalizza, soprattutto nei primi due film, Cado dalle nubi e Che bella giornata, è il piccolo paese meridionale e la condizione della festa. In questo luogo che in qualche misura sancisce e ripristina i valori, vi ricordate abbiamo parlato di stereotipi e valori dominanti, in cui si ripristinano i valori della famiglia, della convivialità, del buon mangiare e della cristianità. Tutte le differenze possono essere sussunte e in qualche misura risolte. Purtroppo le differenze raramente si risolvono in questo modo, forse possiamo sicuramente riderci, scherzarci e divertirci anche sui nostri difetti, come i film di Checco Zalone ben fanno, avendo però allo stesso tempo consapevolezza che qualche rilievo esse hanno e vanno in qualche misura trattate anche culturalmente. Grazie. Grazie Francesco, un bellissimo excursus in poco tempo, ma ci hai dato proprio l'idea di tutti i messaggi che noi riceviamo guardando i film, guardando i cartoni animati, guardando la televisione, messaggi che non sempre decodifichiamo, cioè ce li beviamo acriticamente molte volte. Allora, intanto che vediamo se arrivano delle domande, quindi sollecito delle domande sulla chat oppure comunque utilizzando il microfono e palesandosi. Volevo io fare quindi
chiederti due cose, insomma, due riflessioni su due punti. Primo, l'importanza dei cartoni animati, perché già dai cartoni comunque c'è una trasmissione ai nostri bambini di una serie di stereotipi. E poi la seconda osservazione che mi è venuta in mente durante il lockdown, quando mi sono ingozzata di tutta una serie di telefilm e di serie su Netflix e Prime. In particolare io amo molto il Legal, chissà come mai, e quindi mi sono sparata tutte le serie di The Good Wife, The Good Fight, How to Get Away with Murder, cioè tutte serie che riguardano avvocati, giudici, quindi questo ambiente. Ebbene, quello che ho notato è che in queste serie, che sono veramente molto molto ben fatte, ben costruite, cioè delle serie di qualità, l'omosessualità compare con grande naturalezza, l'omosessualità addirittura femminile. Cioè io ho notato e mi ha colpito, perché noi in Italia non lo vediamo mai, tante storie considerate normali di omosessualità, in particolare femminili. C'è tante di queste donne protagoniste, avvocate o investigatrici private, cioè c'era tutto molte protagoniste femminili omosessuali. Questo noi in Italia lo vediamo pochissimo, cioè vediamo poche donne, ma poco l'omosessualità. Sì, grazie per entrambe le domande. La prima perché ha colto una cosa sotto traccia a cui però volevo accennare, cioè che quello che consideriamo abitualmente un prodotto appunto per l'infanzia è un prodotto in qualche modo che non cristallizza o organizza una riflessione su quelle che sono le categorie con cui noi comprendiamo la nostra esperienza antropologica e sociale, in realtà lo fa in maniera più o meno consapevole, ma lo fa continuamente. Devo dire, non avevo mai posto attenzione a una cosa, e proprio ti ringrazio per l'occasione di questa riflessione, perché riguardando l'elenco dei film della Pixar mi sono reso che, come sappiamo, il principale successo nel campo dell'animazione degli ultimi 20 anni, mi sono accorto che di fatto la rappresentazione della differenza razziale è completamente obliterata. I personaggi dominanti, c'è un ruolo di comprimario negli Incredibili, ma abitualmente sono tutti dei personaggi bianchi, eventualmente femminili. Però la cosa ti colpisce, perché, e questo mi dà il destro di arrivare alla seconda tua domanda, perché nel contesto statunitense, nel corso degli ultimi 3 decenni, il problema della rappresentazione della diversità e dell'eterogeneità appunto e di genere e di orientamento sessuale e di razza è stato cruciale fino ad arrivare al paradosso delle quote, che ricordano un po' il sistema delle coproduzioni europee nel secondo dopoguerra, in cui c'erano delle percentuali predeterminate su base nazionale per garantire che ci fosse un'equanimità produttiva. Questo adesso si sta traducendo sul piano rappresentativo, arrivando a prescrivere delle quote percentuali di nativi americani, che sono però sulla percentuale complessiva della popolazione, come ben sappiamo, oramai di fatto completamente cancellati, e senza andare a toccare il succo della questione, ovvero sia che l'aspettativa di vita media di un nativo americano è intorno ai 50 anni rispetto a quelle ben più elevate della popolazione appunto bianca statunitense. Per quanto riguarda la questione dell'omosessualità, secondo me è un problema molto rilevante della nostra cultura nazionale. Se pensi da questo punto di vista passo a un ambito che non mi è assolutamente congeniale, e parlo in questo caso da assoluto profano, ovvero sia quello della sfera della politica. Se pensi a quanti politici italiani, conseguentemente amministratori, che sono oggetto di un sistema di rappresentanza in cui noi investiamo e affidiamo la tutela delle nostre persone e dei nostri valori, quanti politici italiani hanno fatto outing su quello che è il proprio orientamento sessuale. Prova a pensare per converso al caso di Francia o di Regno Unito.
in Francia Delano era il sindaco di Parigi, nel Regno Unito il sindaco della capitale di Londra era di origine pakistana e dichiaratamente musulmano praticante. Ora, la questione appunto della capacità di rappresentare la differenza, qua torno a quello che è il mio ambito privilegiato, è fortemente problematica. La cosa che tu stavi menzionando è ancora più interessante perché adesso parlavo di cinema perché è il mio ambito prevalente, ma non a caso ho menzionato Suburra, perché Suburra, che è una produzione Netflix Italia, in realtà insomma, con ulteriori produttori italiani e il sostegno della RAI, in qualche modo cerca di innovare il format produttivo, quindi abbiamo più personaggi che appartengono a una minoranza etnolinguistica solitamente negletta dal discorso pubblico italiano, cioè l'etnia Sinti, perché il protagonista Sinti del trio è omosessuale e ha un'infatuazione per un altro personaggio, però questa infatuazione è sempre riportata in qualche misura nelle condizioni della norma, nella descrizione di un personaggio che peraltro è indicativo di anomia, cioè sono tutti e tre dei criminali e in qualche misura è all'interno di quella sfera lì anomala che possiamo confinare la questione dell'orientamento sessuale non normotipico per la cultura egemonica. Ci sono poi dei casi abbastanza però ridotti, sono i film di Ferzan Özpetek, ma i film di Ferzan Özpetek sono in qualche modo diventati, cioè la questione dell'omosessualità è diventata un marchio di fabbrica per i suoi stessi film, laddove invece quello che prevale sia nelle commedie che nei film drammatici, come dicevo, è una mascolinità che è incerta sul da farsi, ma che vede la femminilità come un complemento utilizzabile a piacimento, diciamo così, quando è disponibile, e altrimenti la forza, questi gruppi sociali la traggono dalla solidarietà tra di loro, che questo sia Suburra, che sia Gomorra o che sia, che vi posso dire, con questo buffo film che è stato prodotto sempre da Netflix, Gli Infedeli, con Scamarcio e Mastandrea, e non mi ricordo Miniero, forse si chiama non mi ricordo come si chiama il terzo attore, che è un film a episodi, rinverdisce il vecchio modello del film a episodi degli anni 50, con tutte vicende in cui i maschi tradiscono le mogli in vario modo, forma e via discorrendo, ma alla fine della narrazione in qualche modo l'origine di questa loro infedeltà è sempre nella propria condizione critica, per cui devono trovare appunto fuori dal rapporto coniugale una forma compensativa. Le donne non hanno mai un vero e proprio rilievo autonomo, e la cosa il film inizia con una struttura cornice in cui loro parlano al ristorante della bellezza delle donne, si conclude con questa stessa cornice e stanno ammirando due donne che sono di spalle e loro si voltano e sono Scamarcio e Mastandrea vestiti da donna. Come dire, come a indicare che in qualche modo l'identità mascolina è egemonica, è dominante e risolve anche il problema della differenza tutta quanta intorno a se stessa, dentro se stessa. C'è una considerazione che fa Ermanno Moscatelli che dice: temo che se dovessimo applicare queste analisi alla produzione televisiva, non fiction ma contenitori di intrattenimento, ne verrebbe fuori un quadro desolante. Sì, certo, perché poi tutto lo spettacolo televisivo è intriso di stereotipi. Sì, abbiamo appena avuto il dibattito piuttosto acceso sul programma RAI. Come sappiamo, io non sono uno specialista di televisione e devo dire che la rifuggo abbastanza. Sono contento da quando esiste la pay TV o viceversa, appunto i canali in qualche misura video on demand, perché posso scegliere quello che guardo, ma se penso davvero al modello del varietà o anche semplicemente del talk show, questa serie di stereotipi è stata fortemente corroborata e consolidata. E finanche davvero in quello, se pensiamo a dei format anche di grande successo come Ballarò, no? È rimasta famosa, diciamo, il setting in cui c'era
Santoro, maschio alfa al centro, e le giornaliste sempre belle, avvenenti e via dicendo, che gli stavano intorno, come una sorta di harem in cui le competenze sembravano appunto ridotte o quantomeno parificate all'avvenenza fisica, cosa che non avresti mai immaginato per Santoro, che sia la tinta i capelli rosso carota. Cioè, questo tipo di cultura, ovviamente, laddove non ci sia uno sforzo compensativo, rischia di essere dominante. Ecco, questo io devo dire, l'impressione che ho, ma ripeto, non sono uno specialista della televisione, ma parlo per quello che è il mio ambito poi di maggiore competenza, cioè l'ambito cinematografico. Ho l'impressione che questo obiettivo di operare costruttivamente per modificare certi modelli sia sempre stato in qualche misura un po' preso sotto gamba, un po' trascurato, come se fosse un'operazione forzosa e conseguentemente non rispondesse a quella che è la vera identità culturale nazionale. Però, come dicevo, la cultura in qualche misura naturalizza le cose, quando invece è sempre esito di rapporti ed equilibri di potere e di dominio all'interno di una compagine sociale. Quindi forse qualche sforzo in più si potrebbe anche fare. Credo che il tuo lavoro con il CUG vada in questa direzione. C'è una domanda di Alessandra Missanna. Gli stereotipi sulle donne, il loro corpo e le loro movenze nei talk sono accentuati dalle donne stesse, perché è l'unico modello facilmente replicabile? Cioè le donne che replicano il modello, ma forse anche perché in questi spettacoli quello è il ruolo, no? Molte volte a loro destinato. Temo di sì, e da questo punto di vista, come dire, è un processo che si autoconferma, che si autoconsolida. Giusto per venire a un altro importante progetto di Ateneo, quello sull'active aging, quante narrazioni noi abbiamo avuto modo di vedere sulla condizione della senilità e della trasformazione corporea o emotiva o caratteriale degli uomini e delle donne in una condizione appunto di stato avanzato dell'età. Grazie Francesco. Chiudiamo qui perché sono le 12:46 e insomma il format funziona anche per la sua brevità e compattezza. Poi il video andrà su Play Hollywood. Voglio ricordarvi due appuntamenti. L'appuntamento che ci sarà l'11 dicembre, quindi un'altra puntata di Così diversi, così uguali, con la professoressa Cristiana Compagno, ex rettrice dell'Università di Udine. Speriamo che sia femmina, storie di lavoro, amore e resilienza. 11 dicembre, però prima dell'11 dicembre voglio segnalarvi che in questo contenitore Così diversi e così uguali ospiteremo anche un altro evento diverso ma uguale, nel senso che vogliamo comunque parlare di inclusione, perché presenteremo il vino dell'università. È un evento che si terrà il 2 dicembre alle ore 12, sempre qua dentro, in quest'aula virtuale, Così diversi, così uguali. Presentazione del vino dell'università e di questo nuovo progetto agricoltura di comunità che coinvolge ovviamente l'azienda agraria, ma coinvolge anche il CUG e Uniud Inclusiva. E in questo evento del 2 dicembre alle ore 12 ci sarà la presentazione del vino, i saluti del magnifico rettore e poi tutte le persone che hanno lavorato per il vino dell'università, che è un nuovo vino che quindi è proprio il caso di presentare. E poi tutta una serie di talk molto brevi, quindi sempre nella logica che devono essere molto veloci e accattivanti, di una serie di esperti. E quindi io ringrazio ancora tantissimo il professor Pitassio perché ci ha dato altri elementi che peraltro si collegano perfettamente con quanto è stato detto dai nostri colleghi nei talk scorsi e come dicevi tu, in fondo è un testimone che ci si passa anche per i talk successivi. Stiamo mettendo insieme tutta una serie di tessere di un mosaico più grande che quindi fanno capire a chi ci segue insomma la complessità. Il tema è proprio quello delle pari opportunità, dell'inclusione, ma andando a studiare gli stereotipi e il cinema e la televisione proprio sono fautori, come ci hai spiegato, di trasmissori in qualche modo di questi stereotipi, rafforzano o indeboliscono a seconda di come li usiamo le nostre credenze. Quindi grazie a tutte e a tutti, buon weekend e ci vediamo la prossima settimana.
Thank you.